La cronaca a volte non è solo negativa, ma è anche portatrice di esempi positivi, come la storia di un vicentino di 59 anni senza un'occupazione che nella vita si arrabatta come può. Piccoli lavoretti giusto per campare, come quello di sgombero di mobili nelle abitazioni, oggetti da portare in discarica, ma a volte ci possono essere delle sorprese, come quella di trovare dei soldi inaspettati all'interno di un comodino sgomberato un anno fa da un'abitazione dove il proprietario era morto. E qui entra in gioco il nostro modo di essere, quello del 59enne stato di onestà, chiamando i carabinieri. Un bellissimo gesto del cittadino che ci ha prontamente chiamato e una volta arrivati sul posto abbiamo constatato che c'erano 35.000 euro nascosti dietro un cassetto. 3 sacchetti numerati di soldi, in tagli per lo più da 50 euro, nascosti dietro il cassetto del comodino che il 59enne aveva deciso di tenere perché gli piaceva. Poi la scoperta e la chiamata al 113 per avvisare del ritrovamento. I soldi sono stati requisiti dai militari e portati come da prassi in comune, da capire ora cosa accadrà di quel denaro, se eventualmente qualcuno si possa fare avanti, in tal caso al 59enne spetterebbe il 10%. Stiamo verificando appunto se questa è la prassi corretta, visto che il mobile era del cittadino. Una persona senza lavoro che ha dato dimostrazione di grande onestà.